pustir di un mese da esa visita de su ministro de sus internos Marco Minniti a Nugoro, battà più un atto atto de minetta contra un amministratore locale, sa sindica de Villa Cidro Marta Cabriolu. E risero bandiur disconnotto s'hanno cercato de ponner fuoco a sa macchina de sa sindica, sar framma s'hanno fatto danno a una roda e a suo motore. A sa sindica Cabriolu le sta ribata sa solidarietà de sa istituzione regionale de Sanci Sardegna e de Succal. Conforma s'impinnu piccao in Nugoro dai su ministro Minniti tra pacuan a firmare sospattos territoriales pro sa sicuresa, chi previdin in cada provincia interventos pro sa sicuresa, aumentando sa presenza de sar forzar dell'ordine e vachendi plus controlloso. In prusu s'hanno a maniare una scantar misurasa pro dare rispostas in ambito sociale e economico e pro affiancare sos sindicos in su traballu vittiani soro, dande rispostas a una popolazione che su pru de sar vortasa pode contare pezzi supra su comune. S'obiettivo de Minniter è accabare tutto in frevariu, pro dare rispostas a sa richiesta fatta dai regioni, sindicos e amministratore locales. Quest'ultima attentau a sa sindica de Villa Cidro confirmata l'urgenza di arrivare a faenas concretas pro parare su fianco a sos amministradores chi sono sempre in prima linea. Un studente arrestato che s'accusa de possesso de droga pro la vendere una leppa e un iscazzacanese che s'ajuta picche durugliu, un altro giovane denunziao. E sul risultato di un'operazione antidroga fatta in un istituto superiore de Tortolide sos carabinieri di stazione de Savidda e desa compagnia della Nuse in chi in suo obiettivo de firmare sa vendita de droga a sos studentes. Sos militares in sintiri di una perquisizione a si studente l'hanno accattato 34 grammi de marijuana, una leppa e 70 euro in contante. In cussa vatta in domo sua hanno accattato altro 50 grammi di marijuana, un pesicheddu di precisione, una pistola scazzacane schenzata a purui e 3 scartuzzas. A su giovane a pustir desarrestu in Griminese che l'hanno appiccato a su carcere minorile de Quartucciu. A un altro minorenne denunziato a pede libero l'hanno una leppa, una mazza de baseball, un passamontagna e su materiale provachere sardosese. Traballare parisi, valutare sos problemas e cercare de los isorbare totu paris pro mezzorare sos servizios de sa sanidade e prus in generale sa calidade de totus amministrazione regionale. All'unare risuno sos assessores a sa sanidade Luigi Arru e a sos affares generales e de su personale Filippo Spanu, in sinteri desa dovin a cabo de su percorso formativu, promoviu de sa regione a maniau dai su Vormez, pro affortiare sas competenzias de sor facilitadores impinnaus in sarmesas tecnicas e in sos associos in sa sanidade e in sas politicas sociales. Sor facilitadores annauarros unu figuras che permettin di arrivare a risultados compartios in tempo lestros, favorinde a dibatte sos contributos scientificos e operativos in quistiones dilicas e importantes che pertoccan a sa sanidade e sas politicas sociales che in profetto umano pro sos cittadinos. Arru, espressande apprezziu pro su traballu fattu in sinteri de su progetto formativu, cominciau in maio di su 2017, annau che sos espertos e sos partecipantes hanno crompiu che in contipizzu sa codifica de metodologias, sviluppau contenutos, trattau e sperimentau sos istrumentos pro poder trasmittere questa esperienza e duncas pro la rendere plus perfettosa oie e mescamente in su venidore. S'assessore Spanu ha fatta vavedau de su facilitadore de questa figura, che deve essere un dirigente che s'assimizza a un manager pubblico, capace de rendere plus moderna sa macchina amministrativa, de interpretare in sa menzur manera sos bisonzos de su territoriu, de accattare soluziones, de facere crescere s'organizzazione sua, dande valore a su traballu suo e a cussu de sos collegas. Sa Procura de sa Repubblica de Casteddu ha tancausa inchiesta supra una tangente de 90.000 euro, pacata pro vincere un appalto de 9 milioni e mezzo pro sa progettazione e fravico di un impianto de produzione de energia solare rinnovabile de Ottana. A barran indagauso s'ex sindicu de Quartu Davide Galantuomo, 56 annos, ex presidente desente Abba Sardigna, chi di addeperà e spiccao parte de sa tangente, e Renato Copparoni, 64 annos, ex portieri de Casteddu, Torino e
Verona. Sono implicato finza sos imprenditores Gianni Lolli, 64 anni, de Modena, dirigente del consorzio che s'aieta giudicato appalto, Luigi Betti de Forlì, Salvatore Paolo Pinna, che in 24 anni, indagao vinzas in s'inchiesta della procura di Aristanisi supra sos appaltor frassaoso, e Antonio Fadda, 43 anni, de Capoterra, funzionario desuffisso progettor de Senas. S'indagine, affidata a Guardia di Finanza, pertoccata parte desa maxi inchiesta desa procura de Aristanisi mutia Sindacopoli. In sintesi desas intercettazioni telefonicas e ambientales sono essios a campo particulare desupacamento desa tangente. Su dinare si lana partiu galantuomo e Pinna che attemitti una vattura vrassa sa cooperativa che depiata bincheres appaltu e Coparoni che ha fatto s'intermediario. Ana manicare per su caso de berbeche solidale fatto in Durgali sos atletas italianos impinnaos in 23 ediziones des Oriocos Olimpicos dei Berru chi sono vacenne in sa Corea Sud a Pyeongchang. Promore de un accordo sottoscritto da esa col diretti Sardigna che in sa azienda Biraghi de Cuneo sos atletas italianos ana manicare su caso berbechino romano de sa cooperativa Durgali Pastorese. Custa bella nova sa col diretti l'ata presentata custumanzano in sintri di una conferenza stampa presente su presidente regionale Battista Qualbu, su direttore Luca Saba e Leonardo Salis, presidente della cooperativa Durgali Pastorese. Su caso berbechinu romano, in sa mesa de sos atletas italianos, è il frutto de un accordo naschio a pustir desa paradura vata da esos pastores sardoso in favore de esos pastores terremotaor de Cascia. S'azienda Biraghi, chi traballa tappezzi latte italiano, a causa col diretti pro dare una mano de azuda a sos pastores sardoso, che tanno vini in pelea prosamini minimada de su prezzo de su caso berbechino romano. E naschia è un'impresa economica ma mescamente etico solidale che in su caso pacao a 6,20 euro canne in su mercato vitti a battere binti. Dettando, s'azienda de Cuneo ha ritirato 1000 quintaler de caso romano da esa cooperativa allevadore sul città Nord de Carbone a teror milli da esa cooperativa de Durgali. Sa col diretti este contenta manna de custo accordo che garantite a sos produttores de caso berbechino romano un mercato nuovo che in un'azienda de primore e finza scapperiti cammino novoso a un prodotto che a suo caso berbechino romano che non resessiti a ribare desichiu a sar famiglias italianas a commente va che in imbezze su parmigiano e su grana. Un accordo uve un'azienda italiana ha deciso di investire sopra sos produttores sardoso azzudandelos in un momento di difficoltà e aperinde prospettiva novas de mercato.